Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in cabina stampa, mentre a pilotare le telecamere di streamingsport.it c'è il nostro Matteo Denoni con l'assistenza tecnica di Vincenzo Russo. È tutto per quanto riguarda questa giornata, almeno per quanto riguarda le nostre riprese e i nostri commenti, mentre poi vedremo se sarà tutto per quanto concerne la gara, la partita che vede di fronte l'Eclisse Carini Pivigina ed il Dolo sul campo appunto qui del D'Agostin di Pieve di Soligo. Girone B, 22esima giornata del campionato regionale di eccellenza. È una partita che vede due squadre che sono lì vicinissime, 32 punti l'Eclisse Carini Pivigina, 31 il Dolo che è appaiato all'Arcella e alla Marosticense, al gruppo di tre che appunto sono della zona di Padova-Venezia, diciamo così, Padova-Venezia-Vicenza. Per quanto riguarda l'Eclisse è un momento particolarmente felice e buono della formazione di Malerba, perché dopo aver vinto in casa qui nettamente 15 giorni fa, la scorsa settimana è andata a pareggiare sul campo del Cavarzano, portandosi tra l'altro in vantaggio per 2-0 e poi venendo raggiunta sul finale. Sul finale si è veramente stato anche un po' un giallo, perché insomma se questo tiro di Cossalter dal dischetto va dentro significa che il Cavarzano portava a casa altri 3 punti importanti e rimaneva da solo in vetta alla classifica. Con il pareggio invece Cavarzano appaiato al San Donà con 45 punti, questa è la vetta della classifica, mentre chi ha fatto il colpaccio è stato sicuramente il Giorgione, che a Mansuè, in casa del Porto Mansuè, ha vinto per 1-0 senza rubare nulla, perché la partita l'abbiamo vista. 34 punti per il Porto Mansuè, con lo United Borgorico Campetra che sale a 34 e recupera un po' tutto il brutto andare della prima parte del campionato, relativo anche a esonero di Esposito, cambio della panchina, insomma un po' di confusione in casa Borgorico. È un Borgorico che poi sta andando anche molto bene per quanto riguarda la Coppa, e quindi vedremo quello che succederà. Se devi leggere le formazioni fallo pure, non ci sono problemi, parlo con il collega della cabina stampa qui del D'Agostin di Pieve di Soligo, mentre noi tra poco vedremo le squadre uscire dagli spogliatoi e dal tunnel con le due formazioni che tra poco vi leggeremo. La partita sarà arbitrata dal signor Michele Cano della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Andrea Dal Cortivo della sezione di Castelfranco Veneto e dal signor Manfredi Maria Tutto il Mondo della sezione di Padova. È un arbitro e tra l'altro un guardialinea che abbiamo già visto appunto qui a Pieve di Soligo.
Le altre gare per quanto riguarda questa giornata, la 22esima giornata, vedono Godigese e Porto Mansuè, altra gara piuttosto interessante, Leo Oderzo contro Cavarzano, e qui vedremo il Cavarzano capolista andare in quel di Oderzo all'Opitergium in una partita non molto facile. Marosticense Vittorio Falmec, con una Marosticense che cercherà naturalmente il punteggio pieno e la vittoria netta contro un Vittorio Falmec che ormai sembra aver tirato forse i remi in barca, ma stiamo a vedere perché qualcosa può succedere ancora. Il Giorgione, avete sentito magari anche dalle nostre interviste la settimana scorsa, ha proprio dichiarato con il suo tecnico che non è finita e la corsa la fanno sulla Giulia Sagittaria che ha 22 punti, mentre il Giorgione ne ha 17, guadagnati 3 appunto punti domenica a Mansuè, molto molto importanti. Il Giorgione oggi se la vedrà in casa contro il Borgo Valbelluna, partita un po' ostica, e vedremo quello che succederà anche in questo campo. Giulia Sagittaria Arcella Padova ed infine il Borgo Ricco che affronterà il Calcio Caerano per quanto riguarda l'intera giornata. Diamo un'occhiata adesso alle due formazioni, cominciando dal Dolo che schiera Lazzaris, Chenal, Rando, Duse, Compagno, Orfino, Bezze, Compagnin, Cappella, Rode e Brunelli. In panchina con il signor Bertolini troviamo Gasperini, Agnoletto, Pranovi, Mattia, Montalto, Riccato, Gasparini, Ciancamerla, Dona e Nalesso. Ecco le squadre schierate in mezzo al campo, maglia rossa con riporti gialli per quanto riguarda la formazione di casa, ovvero l'Eclisse Careni Pivegina, maglia nera con riporti rossi per quanto riguarda il Dolo. Abbraccio sotto la tribuna tra i due tecnici che evidentemente si conoscono molto bene, Massimo Malerba e Roberto Bertolini. La formazione della compagine di casa è questa: Falso, Cazzaro, Tonon, Salamon, Dall'Agno, il Gasparini, Bressan, Cotali, Ianco che ritorna in campo, Canato e Telesi. In panchina Spadetto, Salamon, Ravagnan, De Luca, De Zotti che parte dalla panchina, ha avuto qualche problemino mi pare insieme ad altri giocatori influenzati, Mognon, Fogliano, Del Prete e Faraon. Questo l'11 più le riserve diciamo così che oggi si porta in campo il tecnico Malerba. È una partita dove finalmente il tecnico Malerba, me l'aveva detto una quindicina di giorni fa, proverà a vedere insieme la coppia davanti, la coppia d'attaccanti, ovvero Canato, Filippo Canato e Jürgen Janko. E siamo un po' curiosi anche noi perché è da un po' che non vediamo Janko in campo e vediamo se la coppia dicono che sta facendo molto bene in sede di allenamenti, quindi vorremmo vederla anche durante le partite. La gara è avviata e quindi facciamo partire anche il nostro cronometro. Per quanto riguarda il campo, lo potete vedere anche voi, ve ne sarete accorti, non è dei migliori, soprattutto nella parte qui della tribuna centrale dove la sabbia compare abbondante, d'altra parte ci sono state piogge, ci sono stati periodi di secca e quindi il campo ha sofferto come potete immaginare. Primo fallo che guadagna la formazione di casa, la formazione di Massimo Malerba che è pronto a rinviare con i suoi giocatori a portarsi avanti con questo pallone manovrato dal numero 4 Salamon, ancora palla indietro, non riescono a uscire subito con la ripartenza da dietro per quanto riguarda appunto la formazione di casa, proprio per il fatto che il Dolo gioca abbastanza alto, è un po' una caratteristica similare anche alle due formazioni, perché ormai, attenzione, Filippo Canato che entra dentro molto bene, si muove bene, la prima paura arriva subito e il primo calcio d'angolo guadagnato da Canato che ha fatto tutto da solo. Al primo minuto di gioco una bella azione, è andato sul fondo e poi ha messo in mezzo il rinvio, il tocco in angolo, quindi per il primo angolo
della formazione di casa con il solito schema a 2 e allora la battuta è corta, riparte, mette dentro questo pallone, il tentativo di sponda non riesce sul cross lungo, troppo lungo di Telesi che aveva cercato di controllare il terzino di casa spingendosi in avanti. 1,53 giocati per quanto riguarda il minutaggio qui al campo di Pieve di Soligo. Sta alzando il braccio il numero 10 in maglia nera, questo che va a colpire sarà il capitano. Non so se volesse parlare con qualcuno oppure richiamasse l'attenzione dell'arbitro sulla ripartenza lentissima di Falso dalla propria area. Attenzione perché, come vi ho detto, squadre similari, lo vedremo anche poi, c'è un pressing altissimo anche da parte della formazione del Dolo e quindi bisognerà stare attenti alle ripartenze anche loro hanno due giocatori interessanti, con il numero 7 Alessio Bezze, con il numero 9 Edoardo Cappella. È un Cappella che si sta riprendendo in questa annata dopo aver fatto molto molto bene un paio d'anni fa. Ha avuto un po' di appannamento lo scorso anno anche con qualche infortunio. Ecco, vedete come la formazione di casa è costretta a ripiegare, è costretta ad andare indietro, ad andare a ripartire proprio da Falso il portiere. C'è il primo gol intanto, ma questo in Serie D, che arriva dalla Luparense, che sul campo del Charlins Musane passa in vantaggio per 1-0. Indietro il pallone ancora con mamma mia, è andato a complicarsi la vita Cotali perché aveva tutta la possibilità. Ha preso paura perché ha visto la marcatura alta di Rode e quindi è andato a girare questo pallone rischiando anche di buttarlo fuori in calcio d'angolo. Poi è andato tutto bene. Lenta la ripartenza di tutte e due le squadre perché ci stanno provando a speculare, vi dicevo, similare il gioco, come avete visto anche poco fa, il tentativo di lancio poi svanito e Canato si era già mosso proprio per partire come sua caratteristica in mezzo alla coppia centrale. Non è riuscito, non hanno provato il tentativo, adesso ci provano dalla parte destra del campo, ma c'è il netto anticipo e palla in fallo laterale da parte della difesa del Dolo. Con le mani la rimessa in gioco per Pieve. Ianco che con un colpo di tacco riesce a pescare Canato, che poi va per le terre pesantemente. Nessuno protesta però perché il fallo ci sta tutto. È ancora a terra Canato. I due allenatori sono davanti alla panchina. Stanno dando indicazioni ai loro giocatori. Prova a manovrarla su Salamon che invita su questo lato il numero 6 di casa Gasparini. Palla che viene toccata da Ianco per il tentativo di dialogo con Canato. Questa volta però Canato non riesce a conquistare palla e vedete come anche in questo caso difficoltà massima per la formazione ospite a venire fuori dalla ripartenza dal basso, quindi costretto il portiere al rinvio, palla che termina in fallo laterale e con le mani la mette in gioco la formazione ospite, la formazione di casa, scusate. Palla guadagnata ancora, cerca di giocare dalla parte opposta, era buono anche era anche buono il tentativo di andarsene dalla parte opposta, ma è stato bloccato subito. Allora, con il Dolo che ha le maglie con la numerazione diversa dalle normali, perché c'è questo 16, poi il 22, adesso viene in avanti, il pallone viene anticipato
da un giocatore della formazione di casa, palla in calcio d'angolo, c'è il primo calcio d'angolo anche per quanto riguarda la compagine ospite che prova a manovrare, vedremo poi insomma se riusciamo ad avere e a capire, il 22 va a posizionarsi sulla fascia destra del campo, però mi pare che non è Bezze, perché Bezze ha il numero 7 almeno sui calzoncini, avevo visto in precedenza il 19. Questa è un po' ci mette un po' in confusione con il numero 27, poi cercheremo di avere una lista più presente. Prova a giocare ancora la compagine del Dolo con il numero 6 Orfino, sempre se chiaramente i numeri corrispondono poi anche agli stessi giocatori. Guardate il pressing alto, altissimo della formazione di casa, con Janko che ha abboccato alla finta del portiere, con il 9, sì, con il 9 riconosco Cappella, eccolo qui che arriva. Cappella, poi il tentativo di bloccare tutto è riuscito da parte di Marco Dallagnol, che mette fuori il pallone in fallo laterale, può giocarlo ancora con Orfino a manovrare questo pallone, poi si ritorna indietro dal numero 14 della compagine ospite. Palla che viene rigettata ancora in avanti, blocca tutto la formazione di casa con il tentativo di ripartire, ma Cotali si fa superare ancora una volta, poi commette fallo. Poteva far altro perché era stato ingannato dal suo stesso compagno, aveva dovuto fare un passo indietro per cercare di prendersi la palla, non c'era riuscito, era un po' sbilanciato e quindi è andato a commettere il fallo. Magari guardiamo se sulla lista messa da loro, grazie, perché altrimenti scusateci, poi tra il primo e il secondo tempo riusciremo a capirne qualcosa di più. È chiaro che io sono sempre stato contro la numerazione diversa dall'1 all'11, insomma, per carità, dite che sono vecchio, per carità. Allora, Cappella sul tentativo, 4 uomini in barriera messi da falso, è lui che ci tenta, Cappella va a scontrarsi con le gambe della barriera, ben piazzata, viene in avanti ancora per una ripartenza, la formazione di casa la mette giù, poi bravo anche ad intervenire il numero 22 ospite con Telesi che viene bloccato sulla riga di Mezzaria proprio, e dà la possibilità al numero 3 Tonon di rimettere con le mani, poi di testa in avanti ancora, Janko che non ci arriva, ancora un colpo di testa, un po' di flipper in questo caso, palla ripersa dalla compagine di casa, Orfino prova a mettersi in proprio e viene in avanti lanciando bene questo pallone, però ottimamente controllato da Dallagnol che dà in dietro per falso, il cui rinvio è lungo oltre la metà campo, palla che viene messa in fallo laterale da parte di un giocatore della compagine del Dolo. Anche per quanto riguarda l'età è vicinissima, una media in campo di 22,18 per il Dolo, 21,73, quindi leggermente più giovane la formazione di Massimo Malerba, la formazione di casa. Per quanto riguarda l'età media in rosa, 20,32 e 20,20 invece per quanto riguarda la compagine di Dolo, che è quindi leggermente più giovane rispetto alla rosa. Qui c'è il primo gol, un po' a sorpresa, viene il gol di Rigato del Caerano a Borgoricco, quindi Caerano 1, Borgoricco 0. Si gioca invece qui sullo 0-0 qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo quando sono trascorsi 10 minuti e 54 secondi, 11 adesso. Il Mestre che in Serie D va in vantaggio a Bassano. Avanti ancora per Telesi che fa viaggiare dalla parte destra del campo, buona, non si è accorto Bressan che era arrivato in sovrapposizione il suo terzino, era Cazzaro che aveva spinto dietro, non si è accorto, e palla che viene
rubata dalla difesa del Dolo con lancio lungo adesso oltre la metà campo, la palla rimane lì per il numero 3 che di solito è Gasparini, oggi invece è Tonon perché Gasparini è con il numero 6 in centro dell'area. È buono il tocco di Janko per Filippo Canato che mette dentro ancora un bel pallone, un bel traversone rasoterra, viene ricontrollato e spedito al mittente, ancora palla per Canato che su un errore del rinvio della difesa al 12° minuto di gioco, Canato si fa parare il tiro dal portiere, molto bravo tra l'altro perché è andato a gettarsi proprio sull'angolo giusto, uno sbaglio difensivo del Dolo stava per complicarsi la vita la formazione ospite. Palla lunga ancora, alta, vedete la linea molto ben piazzata degli uomini di Malerba che lasciano andare questo pallone, aveva chiamato lunghissimo la linea e allora avanti tutta ancora, c'è? Ah, ok, magari se me li scrivi qui abbiamo i numeri, ci hanno portato i numeri regolari, quindi potremmo anche capirci qualche cosa in più. Con la rimessa in gioco per quanto riguarda la compagine ospite, il tentativo di girare palla, nulla di fatto, il colpo di testa del capitano ospite va a cocciare contro le gambe di Salamon, palla in fallo laterale ancora con le mani, viene a prendersi il pallone, poi cercano di girarsi, cerca bene Capella, ottimo il lancio, taglia il campo in orizzontale da una parte all'altra molto bene, attenzione anche a questo lancio molto buono con questa palla lunga, il tentativo di deviazione fortunatamente non riesce perché era troppo alto il pallone, si è lanciato ugualmente il giocatore del Dolo, però non è riuscito nella deviazione, fortuna appunto per la difesa di casa perché sembrava battuto, sembrava superato falso che era sul primo palo. Ancora per girare questo pallone con il numero 4 di casa che lancia lungo, però è troppo lungo in questo caso e Tonon deve impegnarsi per cercare di rompere un po' le uova nel paniere alla difesa ospite, poi Canato che mette giù questo pallone, cerca di liberarsi con le spalle alla porta come sua consuetudine per cercare di far giocare i compagni, oggi ne ha uno in fianco e c'ha Janko, siamo bramosi un po' tutti quanti di vedere come si muove questa coppia appunto d'attacco della Eclisse Careni Pievigina. L'arbitro ha fermato il gioco, può riprendere. Adesso palla anticipata, Canato che la fa sua, la gira subito di prima intenzione, però un pochino in difficoltà, palla che termina fuori, Telesi non è riuscito a giocarla indietro per Tonon. E palla che è ancora tra le mani del giocatore del Dolo. In avanti. Anticipato. Poi c'è il fallo in mezzo al campo da parte di Telesi che ferma in modo falloso appunto il giocatore del Dolo. Anticipato ancora, deve stare attento perché Bezze è un cliente abbastanza rognoso in questo caso. Prova ad allungare ancora per Cappella che cerca di mettere a terra la palla, non ci riesce perché in qualche modo riesce il numero 5 di casa Dall'Agnol a mettere in fallo laterale e allontanare lo spauracchio appunto di Cappella. Niente di fatto, quindi si può giocare ancora con le mani per la rimessa in gioco. Entra in area Rode, ma viene anticipato
dalla difesa di casa, palla in fallo laterale, partita che come vi ho raccontato fin dall'inizio, insomma, è messa giù sul campo in modo speculare e con il tiro da fuori che stava per sorprendere falso perché non l'ha visto partire questo tiro improvviso, palla che comunque fortunatamente per la difesa di casa è terminata abbondantemente a lato, quindi nulla di fatto. È lo stesso falso che si incarica di battere la punizione, anzi la rimessa dal fondo. Quando sono trascorsi 17 minuti, la Leo è in vantaggio sul proprio campo contro il Cavarzano. Leo 1, Cavarzano 0. Risultato, diciamo, un po' a sorpresa per il momento. Con le mani l'Eclisse. Butta in avanti, in mezzo si sono scambiati la posizione Telesi e Ianco. In difficoltà nell'appoggio il Dolo in uscita, palla che termina in fallo laterale abbondantemente con le mani per trovare sia Ianco sia Canato. Grazie. Quindi cerchiamo di capirci qualcosa con questa numerazione che o ci viene comunicata prima o altrimenti diventa un po' di confusione. Vabbè, vediamo comunque. Palla che viene rinviata adesso dalla formazione di casa, attenzione al rimbalzo. Ha cercato la spizzata, c'è anche riuscito Ianco, però non c'era nessuno dietro a lui e quindi anche in questo caso vedete un po' di difficoltà da parte del portiere ospite Lazzari a rinviare in tranquillità e la palla che è terminata in fallo laterale dalla parte opposta. Ancora un fallo laterale che la compagine di casa dovrà giocare con le mani per rimettersi in movimento, tutti marcati. Prova a giocarla Cotali in 2 tentativi, colpo di testa riuscito, poi bravo perché era persa la palla, poi Telesi che arriva, ci mette il piedone, riesce a tenerla. Godigese in vantaggio sul Porto Mansuè, 1-0, gol di Favero, un momentaccio per il Porto. Va alla rimessa in gioco con le mani il numero 3 di casa Marco Tonon, un classe 2007. Eccolo ancora, il tentativo del passaggio riuscito in qualche maniera su Bressan che poi gira indietro per il numero 5 Dall'Agnol che va da Gasparini che scodella in avanti, l'intenzione c'era però poi la direzione è stata sbagliata, chiede scusa in effetti Gasparini. Manovra ancora, come ho visto, come dicevamo in precedenza, l'inizio è stato roboante, veloce, adesso le due squadre si sono acclimatate, diciamo così, e stanno rallentando un po' il gioco, anche le ripartenze. Ancora uno sbaglio di Ianco che ha spizzato perché pensava che dietro a lui ci fosse Bressan invece stava venendo incontro al pallone. È un po' questo che non deve succedere lì davanti, perché Ianco ha questo modo di giocare che è un po' simile, se vogliamo, a quello di Canato, no? Innanzitutto i due non devono gravitare nella stessa zona, lo abbiamo detto un sacco di volte, era un po' quello che succedeva a Mansuè con Canato e Pozzebon. Qui devono gravitare da una parte e dall'altra e soprattutto poi eccolo qua, bene così, con Canato che viene dentro c'è il fuorigioco anche secondo me, l'arbitro però lascia correre, poi si alza la bandierina, c'era il fuorigioco, sì, peccato, in ogni caso comunque Ianco aveva sbagliato il tiro.
Però avete visto questa intesa con l'1-2 che deve fare la coppia Canato-Ianco, cioè uno va a prendersi il pallone, la spizza e l'altro deve seguire dietro, altrimenti si equivalgono e la cosa non riesce. Attenzione alla palla che è scappata via, fortunatamente fuori gioco di rientro di Cappella. E dico fortunatamente per la seconda volta perché aveva sbagliato l'appoggio nella difesa di casa, quindi stava rischiando un pochino. Falso che viene in avanti proprio per tentare. Allora, vedete, Telesi e Ianco sono quasi sulla stessa linea, non so dove metterà, lo mette qua. Spizzata di Canato per trovare Ianco che arrivava, poi non c'è arrivato adesso, vedremo le prossime volte. Esce con il fallo, anche se non sono d'accordo quelli del Dolo, ma il fallo c'era tutto. Fallo su Telesi, tra l'altro, che stava cercando di uscire dalla gabbia che i difensori del Dolo avevano completato. Pronto alla battuta Telesi, sceglie di andare corto su Salamon, poi Telesi ancora, mette dentro questo pallone, il tentativo, e qui c'è il fallo. Qui c'è il fallo di Ianco, ma aveva provato a sporcarla Canato, non c'è riuscito, non c'è arrivato sulla palla, o quantomeno se c'è arrivato l'ha toccata pochissimo, e quindi nulla di fatto. Ancora avevamo visto bene, ne parlavamo prima a microfoni spenti, partita questa vedremo, partita che o succede un episodio o succede qualche cosa di particolare, altrimenti sarà dura da sbloccare. Sono due squadre che si equivalgono anche a livello di punti in classifica, Dolo 31, Eclisse 32, Eclisse che viene da un ottimo momento di forma, e quindi vedremo se basterà questo per la formazione di casa per avere ragione di questo Dolo che arriva quest'oggi a Pieve di Soligo nella 22esima giornata del campionato regionale di eccellenza. Il tentativo di andarsene ancora con Ianco che va a rimediare e va a mettere in fallo laterale. La ripartenza della compagine di Dolo non riesce, quindi deve affidarsi alle mani adesso, ma ben lontano dalla linea di centrocampo. Un fallo forse che l'arbitro lascia correre, non ha visto il capitano che è il numero 10 Rode che spingeva. Attenzione a Bezze, poi ha dovuto girarsi per colpire questa palla persa, e allora si muove ancora la compagine di casa, perde pallone, prova a ripartire ancora Rode con questa palla sulla fascia sinistra del campo, anticipa molto bene, poteva avere un pochino più di calma Falso nel giocare questo pallone. Adesso non so se sia un obbligo o una regola appunto per il portiere detto dal mister, insomma, di velocizzare la ripartenza da lì. Però in questo caso secondo me poteva anche mettere a terra il pallone, aspettare un attimino e vedere come si fossero posizionati lì davanti. Attenzione, Falso che usciva a prendersi il pallone, non ci ha creduto, chiede scusa il difensore in maglia rossa, perché si è accorto che Falso era uscito 4 o 5 metri dalla sua area di rigore. Non so se sia un mio sentore o cosa, ma dopo i gol dai 40 metri di sottovia, di Garbuio, mi sembra di vedere, vengo smentito adesso perché il portiere del Dolo era altissimo, e quindi ok, ma lì ci stava, insomma. Lazzari, attenzione a questa palla che va in aria, cerca di girarsi Canato, la appoggia dentro per Telesi. Era bello il tiro di Telesi che al minuto 25 va al tiro e tira
molto bene, palla che vola alta sopra la traversa di Lazzari, mentre da Campodarsego buone notizie per il Conegliano che per il momento vince 1-0 con gol del solito più. Hai visto che ho parlato? Mi stanno ascoltando, si vede. Ho parlato di portieri fuori dai pali e che i giocatori ci tentano meno. Sono stato smentito adesso perché c'è stato il giocatore del Dolo che ci ha provato dai 35-40 metri, palla che però è stata calciata male, quindi nessun problema, nessun pericolo per Falso. Riprova la ripartenza al 27esimo minuto di gioco la compagine di casa sul risultato sempre di 0-0. Prova a toccare il pallone, non ci riesce, ancora si gioca a metà campo, buona l'intercessione di un giocatore di casa, arriva come un fulmine Janko sul numero 16 che è Schenal. Bella questa palla, attenzione, ha rimbalzato male per Canato che poi voleva allungarlo tutto dalla parte opposta, non c'è riuscito, peccato, però prova a ripartire, prova a riprovarci ancora la formazione di casa. Canato, il cercato da Telesi, ma è troppo lungo il taglio e l'imbucata, palla che termina fuori. Qualcosa di diverso bisogna creare, perché assomigliandosi così le due formazioni difficile trovare sbocchi con questo modo. 28 minuti, quasi alla mezz'ora, 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Fa viaggiare Canato il suo numero 7, troppo lungo però, palla che non riesce a raggiungere Bressan e allora nulla di fatto. Prova la ripartenza Canal, ma niente da fare, palla buttata via. Adesso sta giocando decisamente meglio la formazione di casa, Se vuoi spegnere la nostra sauna che ogni domenica ci accompagna, possiamo spegnerla, la accendiamo alternativamente. Falso. Prova a giocare la ripartenza dal basso, quasi alla mezz'ora. Janko trattenuto, non c'è fallo, ha ragione l'arbitro. Cotali che monta la guardia sul capitano Rodo, palla che bravo Falso, l'ha toccato anche, attenzione. Vediamo se è rimasto a terra Falso. Dobbiamo stare attenti su queste uscite basse così, in uscita, pericolose. Se l'attaccante non leva il piede, lo prendi anche se non vuoi. Però in questo caso è andata bene per Falso, che si è rialzato ed è pronto al rinvio. Guardate la posizione, le tre punte spinte in questo caso della compagine di casa con Filippo Canato, che era il trequartista in quel caso, e poi si è lanciato sulla fascia destra del campo cercando di andarla a prendere questa palla. Come vi dicevo prima, stiamo giocando, per quanto riguarda l'Eclisse, sta giocando un pochino meglio rispetto al Dolo in questo momento. Sono 5-10 minuti che ha forse le idee un pochino più chiare di come arrivare al tentativo di Telesi, sì, commette gamba alta, un fallo. Ha tentato la rovesciata in mezzo al groviglio di uomini. Chiamato il gioco pericoloso il signor Cano della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Dal Cortivo di Castelfranco Veneto e Manfredi Maria Tutto il Mondo di Padova.
prova ad attaccare ancora il Dolo con Tonon che tiene botta, Tonon che ha il compagno dietro che è obbligato al rinvio lungo per cercare di non complicarsi la vita. La mette a terra elegantemente Malerba e poi di esterno altrettanto elegante a Bertolini, che poi con le mani fa viaggiare i suoi. Schenal, poi Rode, ancora Rode che cerca di palla fuori, Schenal con le mani, Brunelli, anzi era Rode che mette dentro questo bel pallone, colpo di testa a rinviare, c'è il secondo calcio d'angolo per la compagine del Dolo su questo bel traversone alto di Rode che voleva andare a servire uno degli attaccanti di Bertolini. Batte Duse con il numero 27 sulle spalle, mentre l'arbitro va a parlare a questo trenino che si è composto, anzi a due giocatori, al numero 20 in maglia rossa, in maglia nera Compagnin, e a un giocatore della difesa appunto dell'Eclisse. Palla lunga, non la tocca Cotali, però quel tanto che basta per far uscire la linea. Viene a dare una mano anche in difesa Bressan, poi la palla non passa e allora Bressan può provare la ripartenza. Anche in questo caso poteva avere un attimo più di pazienza, così pure Canato qui, che però ha fatto chilometri perché era andato ad aiutare in difesa i suoi compagni, poi la ripartenza se l'è trovata sui piedi, ha provato a lanciare lungo lui stavolta su Telesi, ma la palla è stata fermata ed è finita in fallo laterale, nulla di fatto. Lancio lungo con Cappella che cerca di metterla a terra o di farla proseguire con un colpo di tacco. Cappella è un vecchio, tra virgolette, insomma, Verne di centravanti così, è un 92. Attenzione, Janko per... Bella idea, sì, Janko quasi al 30esimo, Janko stoppato di petto e poi il tiro di Canato, alto sopra la traversa. Il plin che avete sentito era per segnalare che il Legnago passa in vantaggio sul proprio campo contro il Treviso per 1-0, anche per il Treviso un momento un po' particolare, sta avendo un po' di paura forse di aver già chiuso il campionato. Legnago, attenzione, perché aveva vinto anche al Tenni, è una bestia nera per il Treviso. Bravo Falso che si fa sentire anche qui in tribuna, la sua chiamata. Fallo forse? L'arbitro lo lascia correre. Sì, ha ragione perché è una bella lotta tra lo stopper, diciamo così, il centrale difensivo e Canato, insomma, quindi ci può stare. Questo è una brutta entrata, poi è andato tutto bene. È un campaccio, signori miei, è un campaccio, dobbiamo purtroppo dirlo perché c'è tanta sabbia e la sabbia cosa fa? Ti blocca la camminata e non è bello, soprattutto per i possibili infortuni che possono succedere, quindi ci auguriamo di no. Tanto arriva un bel pubblico e quindi controlliamo. Viene a prendersi Schenale il pallone per lo scambio, va indietro il pallone Compagno, poi tutto dalla parte opposta, la getta in avanti, forse una spinta con le mani, l'arbitro lascia correre, poi guadagna il pallone la formazione di casa e quindi indietro ancora con Canato che smanaccia lì contro Compagnin, l'arbitro non vede, Janko che va, attenzione, bravo, ha toccato il pallone e allora può ripartire la formazione di casa, strattonato dal numero 4, strattonato dal
l'arbitro va proprio a richiamarlo, era Compagnin mi pare, il 4 invece era sulla maglia di Salomon, che ha toccato palla per giocare questo pallone ancora su Gasparini. Gasparini che prova a pescare Telesi, ma la palla è finita in mezzo tra Telesi e Ianco. L'hanno presa quelli del Dolo, che adesso escono con il numero 22 Brunelli, fermato, bloccato da terra, ammonito Brunelli. Vediamo se glielo sventola in faccia, insomma penso di sì, no? Aspetta che si alzi, eccolo là. Brunelli ammonito. È il primo ammonito qui. (36 e 37 adesso). 37, ne approfittano i giocatori per dissetarsi, quelli di casa, le punte soprattutto. Sta uscendo il fisioterapista di casa che ha soccorso il giocatore che era terminato a terra. Gasparini per Dall'Agnol, bella, l'idea c'era tutta. L'idea c'era tutta, però non si concretizza questa volta. Ottimo il colpo di testa di Canato per tentare di far andare dentro sulla fascia destra del campo il numero 7 Bressan. Non riuscito, di un soffio, di poco insomma, però l'idea c'era, ci stava. Rallenta ulteriormente il Dolo con il numero 16 Schenal, che mette in avanti per Cappella. Cappella gira bene per il 22 Brunelli. Ancora Cappella sta facendo una buona gara oggi. Palla che viene gettata lunga fuori e si permetterà alla formazione del Dolo di giocare con rimessa in gioco con le mani, ed è Schenal. Vuole che vada, ah no, deve aspettare. Un altro pallone. Sandonà 2-0 sul campo della Piovese, quindi un Sandonà che in questo modo, in questo momento è in testa alla classifica. Lancio lungo per trovare Canato che stoppa, poi la perde, poi la riguadagna, bravo. Palla che va, la toccata a Telesi. Schenal ancora sulla fascia destra, gran lavoro per questo terzino. Con le mani prova a rilanciare i suoi, palla che viene controllata dalla difesa dell'Eclisse. Buono il cambio di campo in orizzontale, che gol ragazzi! Che gol! È il 7, sì mi pare, Bezze. Gran gol al 39esimo minuto di gioco. Bezze da circa 30 metri, più o meno 25, ha fatto partire un fiondata che va in gol. E c'è il vantaggio della formazione del Dolo. Dolo 1909 Tecnica, segnato con il numero 7 Bezze. E quello che vi dicevo in precedenza si è un po' anche in questo caso avverato, cioè o succedeva qualcosa, magari un rigore o una punizione, una cosa, oppure un tiro di questa portata. È stato veramente un missile molto molto bello, ma Bezze ce le ha, perché tra l'altro mi pare che abbia segnato anche, adesso non vorrei sbagliarmi, ma non so se è lui il Bezze o l'altro, uno ne ha 4 di gol e l'altro ne ha 7, quindi insomma un giocatore che si fa vedere sotto rete. E anche in questo caso Falson non ci ha potuto fare veramente niente, perché è stato un bolide che si è insaccato dalla parte opposta, diciamo, secondo palo. Gran gol, niente da dire. 40 minuti, 41 quasi. Adesso cambia la gara.
E adesso cambia la gara perché il Dolo è in vantaggio, quindi rallentava prima. Adesso c'è Malerba che c'ha qualcosa da dire al suo vicino Guardialine, ha parlato fino adesso. Ianco mette dentro questo pallone con le mani, tocca il giocatore del Dolo. Allora adesso vediamo se battono solo a due come di consuetudine oppure se mettono dentro subito questa palla Telesi e Bressan. Si parlano i due, potrebbe essere Telesi a metterlo dentro perché ha alzato il braccio, tra l'altro chiamando lo schema. Tutti in fuorigioco per il momento i giocatori eccoli qui che rientrano, provano il movimento lungo sul secondo palo. Stessa sorte della punizione di prima, che è andato lungo. Caerano intanto che raddoppia, se non erro, 2-0 sul Borgoricco a Borgoricco. Altra sorpresa. Ma mi dicono che ci sono anche il replay di alcune frasi di gioco e quindi ben vengano dalla nostra cabina di regia. Amplifichiamo insomma il tutto. Battuta falso. 3 minuti per la chiusura. Forse ci sarà un minuto se lo vuole concedere, però potremmo essere quasi allo scadere del primo tempo. Viene in avanti ancora il colpo di testa, Canato che si libera in mezzo all'area, poi non trova lo spazio, Cappella che la tiene molto bene, non c'è fallo da parte di Gasparini, molto bene. Ancora l'intenzione c'era di servire Gasparini che era andato a sovrapporsi, la palla non è passata, c'è un pallone che comunque rimane ancora della compagine di casa. Ed è Tonon pronto a rimetterla in gioco con le mani, cerca il rinvio lungo, viene a prendersela Ianco con la fascia di capitano, mette dentro un bel pallone, attenzione, lo gira altrettanto bene, c'è il gol di Telesi, ma è stata una deviazione, però non dovrebbe influenzare il tutto. Ha segnato per noi con il numero 11 Nicolò Telesi. Ed è Telesi che mette in gol per il pareggio, nonostante ci sia stata una deviazione, però il tiro è suo, non ha influito sulla procedura del gol, quindi va bene così, poi avremo modo di rivederlo, insomma. Abbiamo visto il tocco, però è Telesi che tra l'altro sta giostrando in questo periodo e in queste partite. 1-1, rimette tutto in parità la formazione di casa e quindi bene così, 44 e 37, un minuto avevamo visto giusto, insomma un minuto nel primo tempo, ci sta, non c'era stato granché, un minuto proprio per dare l'opportunità di rifiatare a qualcuno. Palla che viene lasciata lunga, fa segno di ok Malerba perché andava bene questo rinvio lungo per cercare Canato che però era un attimino più alto. Attenzione, Gasparini in mezzo al campo, di solito sulla fascia, oggi è costretto a giocare al centro ma è una posizione che ha già ricoperto mi pare. Canato che perde palla, la viene a riguadagnare. Poi se va a terra Canato con il fisico così vuol dire che lo spostamento è stato notevole di compagno. La palla che viene allontanata e allora con le mani ci prova Tonon a far viaggiare i suoi. Tonon, lancio lungo, colpo di testa, Caniato svirgola e l'arbitro ne approfitta per mandare tutti negli spogliatoi. 1-1 il risultato dei primi 45 minuti di gioco, si è giocato fino al 46esimo, un gran
Un gran gol di Bezze da circa 30-35 metri al volo, sparato molto bene, e poi il pareggio di Telesi altrettanto bene con una deviazione che però è stata ininfluente, ed è il pareggio per il momento. 1-1 dopo il primo tempo, linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Tutto pronto, mi pare. Eccoci collegati quindi per quanto riguarda la gara, il secondo tempo di Eclisse Carini Pivigina e Dolo. Palla in mezzo al campo, pronto per il tocco, tocca alla formazione di casa a dare il via alle ostilità, tra virgolette sempre nel secondo tempo. E allora vediamo, si muove l'arbitro che va, muove l'arbitro che va. Parlare con falso, chissà perché, qualche mistero. Sì, perché non c'era niente da... Parte la gara. Ottimo. 1-1 il risultato, vi dicevo. L'ha sbloccata il Dolo con un gol della domenica, come si suol dire. Bezze al 39esimo. Vedo la presidentessa e quindi la presidentessa porta bene per quanto riguarda presidentessa che poi è presidente onorario, insomma adesso, però lei porta bene quando viene a vedere le partite, vedremo insomma se la scaramanzia e la cabala insomma porta altrettanto bene, non me ne vogliano quelli e gli amici del Dolo. Palla che è terminata fuori, allora può manovrare dal basso la compagine ospite. Come vi dicevo nel primo tempo, due formazioni che giocano in modo pressoché speculare, con la ripartenza dal basso, un pressing alto che, dobbiamo essere sinceri, nel primo tempo è andato man mano esaurendosi per il Dolo. Poi il Dolo ha subito per una quindicina di minuti delle buone giocate della formazione di casa, poi c'è stato il gol di Bezze che ha spaccato un po' la partita. Fortunatamente per i colori di casa c'è stato il gol del pareggio trovato quasi subito e quindi adesso si riparte. C'è il fallo di Janko che chiede scusa all'arbitro, aveva paura dell'ammonizione Janko. Non si può nemmeno dire che non avesse fatto fallo perché lo ha preso e letteralmente spostato. A terra c'è il numero 6 Orfino, poi si rialza, un problema è la caviglia però, mi pare, o il ginocchio perché si sta tenendo, si è caduto male forse. Vi dicevo di questo Campaccio, purtroppo non è bello chiamarlo così, però quando lo vedi in questi stati purtroppo... di prima intenzione Cotali, di spalla contro spalla per Telesi che tiene botta, poi va a terra, perde il pallone e allora può ripartire la formazione del Dolo, lancio lungo, come vedete stessa più o meno fisionomia, no? Con il lancio lungo, l'imbucata per Cappella, però nulla di fare, qualcosa di più invece Cernis Muzzane oggi non è giornata perché in casa becca anche il secondo gol dalla Luparense, 2-0. C'è stata una esclamazione non propriamente fina del pubblico qui assiepato. Purtroppo il calcio è anche questo. Bianco, no, Canato, poi vai sul fondo, mette dentro questo pallone, ma è una fucilata che non può far altro Bianco che buttarla dentro di nuovo, però nulla di fatto. Si rigioca, buona questo pallone in area, non c'è nessuno, mamma mia, che paura ragazzi per i colori del Dolo. Era il terzo minuto di gioco ed è il secondo calcio d'angolo su questo rinvio che ha cocciato contro la testa di un compagno di squadra del Dolo, palla che è terminata fuori. Da qui non riusciamo a vedere se di poco o di tanto, però paura per il Dolo. Calcio d'angolo per l'Eclisse, la mette sul primo palo, il tocco
Era Canato. Era Canato che al quarto minuto del secondo tempo spizza di testa dal primo palo e fuori per un calcio d'angolo ancora per la compagine di casa. È il terzo. Partono tutti dal secondo palo. Mette dentro, no, la tiene fuori. Aia, lo stop di Salamon non è perfetto. Avrebbe potuto andare al tiro di prima intenzione, ha cercato di stopparsela e portarsela sul piede giusto, stop che è stato da dimenticare completamente. 4 minuti e 42, si gioca ancora qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo sulla situazione di parità 1-1. Attenzione, Janko che arriva, prende palla, rimane a terra un giocatore in maglia rossa, il numero 6 Bressan mi pare, sì, no, Gasparini. No, è Cotali che si alza, fortunatamente nulla di grave per lui. Janko che lavora a metà campo, Janko che viene a riprendersi il pallone, attenzione con questo pallone lanciato a lungo ancora per Tonon la tiene giù, la mette, se ne va, molto bravo, va dentro in area, aveva cercato il traversone basso per favorire l'inserimento di qualche attaccante, non è riuscito e allora la compagine di casa ci prova ancora ragionando con Cotali. Janko sulla fascia destra spostato cerca il cross, palla che termina abbondantemente sul fondo. Può giocarla in ripartenza il Dolo, ancora con il numero 19 Rando che poi alla fine rovina tutto sul pressing portato, come avete sentito e visto anche Malerba ha urlato appunto per andare in pressing alto. Può giocare, fallo, no, l'arbitro lo lascia correre. Sti falli dalle spalle, Salamon, Cappella, la palla si è fermata lì, ho trovato la sabbia. Bravi, press. Pressing che mette in soggezione, mette in paura alla retroguardia e anche il portiere Lazzari è costretto a lanciare lungo e fuori in malo modo. Canato per Janko di testa ancora, palla che però viene lasciata andare sul fondo, nulla di fatto. Può ripartire. Ancora l'imbucata dalla parte opposta, arriva Falso a prendersi il pallone, poi se lo porterà dentro la sua area dove può giostrarlo con maggiore calma e tranquillità. Cerca di andare dall'Agnol, ci va. Il primo cambio lo fa Malerba. Ed è un po' strano che Malerba faccia il primo cambio, perché non so se sia mai successo nelle statistiche di questo campionato. Abbiamo sempre aspettato, mi pare, di effettuare i cambi. Invece oggi buttiamo e gettiamo nella mischia Del Prete che quest'anno 7-19. Allora, sostituzione per noi, esce con il numero 7 Bressan ed entra con il numero 19 Del Prete. allora vi dicevo Del Prete che lo scorso anno aveva fatto bene, poi quest'anno è sparito un po' dai radar proprio per infortunio e adesso sta recuperando piano piano. Un giocatore importante questo per l'Eclisse, perché l'altro anno, vi ripeto, aveva fatto bene sulla fascia, aveva dato insomma fiducia. Sta palla è inspiegabile di Cazzaro, che in effetti anche Cotali si volta e dice ma cosa hai combinato? Pallone lanciato sul fondo dalla parte opposta, persa la possibilità di impostare un'altra azione. Del Prete che sbaglia il primo pallone. Viene in avanti la formazione del Dolo,
È buona l'uscita di Cazzaro, che si fa perdonare dello sbaglio di prima. E allora avanti tutta, lancio lungo, sì, bravo. Bravo il tocco di Duse che mette a terra, e poi c'è il fallo. Il portiere rimane a terra, il pubblico di Casadolo protesta. Sinceramente stavo guardando il blocco degli appunti, non ho visto che cosa è successo. Però si sono arrabbiati soltanto i tifosi del Dolo. L'arbitro non ha estratto cartellini, non ha detto nulla, è andato a parlare per controllare come stava appunto Lazzari. Pronto il rinvio, corto. Prova a giocare, ancora l'imbucata su Cappella, no, era Rode. Palla lunga, bella questa, con Bezze, l'autore del gol, che arriva correndo molto forte dalla parte opposta, 2 contro di lui, adesso lo stringono, va in mezzo, riesce anche a passare in mezzo a un groviglio di uomini, poi la palla termina sui piedi di un giocatore dell'Eclisse che la allontana, ma Janko non la fa sua, e adesso Groviglio ancora un altro tiro che arriva sempre dai 25-30 metri, lo controlla Falso. E l'Arcella passa in vantaggio sul campo della Giulia, 1-0. Rallentato il gioco adesso nel secondo tempo. È chiaro che la paura adesso la fa un po' da padrone, no? Perché si è capito che la partita, in questo caso, con 2 squadre che giocano più o meno nella stessa maniera, la risolvi con gli episodi che abbiamo visto prima, quantomeno il primo episodio, quello di Bezze, che ha trovato il gol della domenica con un siluro dai 30 metri, imparabile per Falso. Poi il pareggio invece di Telesi, bene, perché è scaturito da una buona azione di ripartenza della formazione di casa. C'è il cambio, sì, c'è il cambio anche per Bertolini, che risponde, lo farà dopo che il pallone sarà uscito nuovamente, che l'arbitro non si è accorto che c'era il cambio, che volevano il cambio quelli del Dolo, e allora può giocare. Attenzione Cazzaro, lancio lungo, buono, op, bravissimo. Cotali aveva cercato lo stop a seguire, gli è riuscito parzialmente. Bravo Janko che fa viaggiare Del Prete, anticipato nettamente, e allora può ripartire cercando di velocizzare. E Bezze che davanti a Malerba, eccolo qua, allora entra il 24, vediamo, entra il 24 ed esce il 22. Il Dolo 1909 Pianica esce con il numero 22 Brunelli ed entra con il numero 24 Montalto. E allora Montalto Samuele, classe 2004, va a prendere il posto di un Brunelli con il numero 22, che abbiamo visto soltanto a sprazzi nel primo tempo, e in questi che con il numero 6 sulle spalle, insomma, sa giocare al centro. Massima fiducia di questo giocatore, un paio d'anni qui a Pieve e lo stanno consacrando, insomma, come un buon giocatore, un bravo giocatore. Cappella, anche lui è un bravo giocatore, classe 92, qualche anno in più rispetto a molti suoi compagni e molti giocatori in campo, però insomma quando c'è da provarci a tirare lui c'è sempre lì davanti. Adesso sta spingendo leggermente di più il Dolo. Bravo, una bella sventagliata questa di Cazzaro su questo pallone che gli ha dato indietro a Lazzari, veramente una fucilata o quasi. È stato bravo Lazzari a tenerla. Poteva metterlo veramente in difficoltà il suo terzino con questo appoggio. Invece Lazzari si è salvato.
14 minuti di gioco nel secondo tempo, sempre con l'1-1. Lazzari non è che abbia un grande piede, è un 2006. Se qualcuno dei fautori che il portiere deve giocare molto con i piedi lo vede, invece è bravo in uscita, la fa sua, fa viaggiare i suoi sulla fascia destra del campo, in avanti ancora, bravo. In anticipo Gasparini. Cotali per Del Prete, che si gira bene, poi l'imbucata per Canato che fa correre Del Prete, sì. Si arrabbiano quelli del Dolo perché dicono che non ha toccata nessuno, ma il guardialine era lì e ha visto il tocco. Cotali si gira, Canato chiede scusa, però insomma tanta colpa non era sua, perché pallone che è stato girato così un po' fortunatamente, un po' anche preso male. Più di così Canato non poteva fare. Palla in mezzo. Ancora. Che bella! Scivola! È scivolato Janko su questo tentativo di passaggio che tra l'altro parzialmente riuscito, insomma, di petto da parte di Telesi. Ha ripreso le redini in mano la formazione di casa. Adesso punta, caduto, l'ha lasciato lì. E questa volta Canato sbaglia un gol, 16° minuto del secondo tempo, cross dalla sinistra, Canato di prima intenzione, tira, ma è fuori. Peccato, perché era una gran bella occasione questa. 4 uomini a riscaldarsi del Dolo. 6, 7, 2, 4, 6, 7, tutta la panchina a scaldarsi della formazione di casa. Cotali, ah no, è Del Prete, scusatemi, Del Prete che la tiene, poi va a prendersi il fallo, è bravo. È stato bravo perché non poteva far altro, è andato ad appoggiarsi con la sua schiena sulle gambe del giocatore del Dolo, che ha commesso fallo. Bravo Del Prete. Gasparini tutto a sinistra, spinta alle spalle, l'arbitro lascia correre perché c'è il vantaggio, mi auguro per quello. Poi adesso, ecco, sì, siamo cresciuti nuovamente, dopo un periodo di appannamento cresce ancora l'Eclisse, mentre in mezzo al campo, non so se inquadrato o meno dalla nostra regia, Cappella e Gasparini che stanno parlando, stanno spiegando forse. Palla che viene messa, verrà scaraventata in mezzo, perché sale anche Dall'Agnol, che se non ricordo male c'ha anche un bel colpo di testa, un po' troppo c'è! Sì! E c'era! Dall'Agnol? Sì! Dall'Agnol, l'ho detto! L'abbiamo chiamato, 18° minuto di gioco del secondo tempo, Dall'Agnol. Ha segnato per noi con il numero 5, Marco Dall'Agnol. Tutto solo da punizione battuta da... ci ricordiamo chi? Vediamo, comunque era un gol. Gasparini, no, non mi pare Gasparini. Beh, comunque Bressan, sì, forse ha messo dentro questo pallone interessantissimo. Tra l'altro bisogna dire che
tutto da solo, tutto solo, ha preso il tempo molto bene e i difensori non l'hanno più visto. Il primo gol mi dicono di Dall'Agnol, ma se lo merita perché è un giocatore buono, bravo, sia a giocare lì dietro dove si è andato subito a riposizionare in mezzo alla difesa, e davanti poi quando sale per questi colpi di testa, agevolato un pochino in questa occasione perché non c'era nessuno in marcatura su di lui, però ha preso bene i tempi, ha preso bene le misure. No, Cotali si è fermato, arriva lo stesso Dall'Agnol, c'era il rinvio, bravo Cazzaro. È un Cazzaro che è un po' in difficoltà quest'oggi, però sta riuscendo con un po' di grinta e un po' di mestiere ad arginare gli attacchi del suo uomo. Intanto il Caerano affonda il Borgo Ricco a Borgo Ricco per 3-0, signori miei. Questo è un altro risultato della domenica, perché prova a manovrare in mezzo al campo. Ve l'ho detto che l'Eclisse era tornata a giocare meglio in questi minuti rispetto al Dolo. Allora i minuti dei gol li ricapitoliamo: al 39esimo del primo tempo Bezze per il Dolo, al 43esimo del primo tempo Telesi pareggiava i conti con un bel gol, e poi il gol al 18esimo del secondo tempo per quanto riguarda Dall'Agnol, e siamo al 21esimo minuto di gioco nel secondo tempo. Il Giorgione 1, Borgo Valbelluna 0, gol di Claudio Rosini, il figlio del presidente, che questa sera festeggerà se rimane così, perché il Giorgione non molla. E allora viene in avanti ancora la formazione del Dolo, che adesso deve provare a rimontare, e chiaramente l'Eclisse deve provare a rallentare il gioco, a fermare un attimino la spinta. Bravo Canato che conquista di testa la palla, poi stava per riconquistarla anche con il piedone, non riuscito, poi commette fallo? Sì, commette fallo, ma ci voleva, insomma. Bassano intanto in Serie D che ribalta la situazione, Bassano 2, Mestre 1. È rimasto a terra un uomo del Dolo, nessun problema però. Non ci sono movimenti nelle panchine, ci sono soltanto i ragazzi che si stanno riscaldando, anche per il freschetto che è sceso qui al comunale, e quindi si sta provando a riscaldare. Noi con la nostra sauna siamo tranquilli. Colpo di testa di Rode per far viaggiare il numero 7 Bezze, che dopo il gol è un po' sparito. Dopo il gol è un po' sparito, forse anche servito poco, non si è giocato sulla fascia più di tanto, si è cercato Cappella in mezzo, attenzione, palla ancora che manovra, volevano il fallo quelli di casa, palla che è sempre lì, attenzione, pericolosamente, altro tiro che viene scagliato, poi c'è un secondo fallo, mormorano quelli del Dolo che sono proprio sotto la nostra postazione, non sono d'accordo su questo fallo. La gamba, se vogliamo, è stata messa un po' da tutti e due i giocatori, e quindi ancora Malerba che parla, non so con chi, con il guardialine. È un discorso aperto, forse perché vogliono fare un cambio quelli dell'Eclisse, che hanno chiamato il guardialine e gli ha detto sì, adesso parlo io. Accorcia le distanze il Cerlins, che perde 2-1 sul proprio campo dalla Luparense. Ferma il gioco, mette a terra, perché deve far ripartire dalla difesa. Non ho capito che cosa stia parlando Malerba con il guardialine.
Vediamo, lo capiremo poi. Anche questo era gamba tesa, l'arbitro ha lasciato correre anche perché era dietro, non l'aveva visto. Ianco si gira bene, numero doppio, e allora Cotali lancia lungo, molto bene per Del Prete. La deviazione che doveva essere verso il fallo laterale è andata indietro dal portiere. Lazzari se l'è trovata lì. Si è fatto male Cotali intanto. Ho visto che si sta tenendo la coscia, non so se è un muscolare. Vediamo, aspetta, ha detto Cotali. Chi ha ammonito? 11. Nostro? Telesi? Quindi ha ammonito Telesi. Ammonito Telesi, mentre il Dolo va ad un'altra sostituzione. Il Dolo va ad un'altra sostituzione, vediamo se la fa adesso, se l'arbitro si accorge, ma mi pare di no. Entra il 4, quindi entra Pranovi, anzi doppio cambio per il Dolo. Vediamo se adesso ferma tutto perché ha visto che ci sono movimenti. No, l'arbitro dice, il Guardialini ha fatto segno dopo, e allora dopo. Palla messa dentro, esce e può rigiocarla con Bezze. Palla persa, Cazzaro indietro, il rinvio lungo con Del Prete che stava per commettere fallo con il braccio aperto. Il numero 20 Compagnin. Allora 16 sostituzione per il Dolo 1909 Pianica, esce con il numero 6 Orfino ed entra con il numero 4 Pranovi. Entra Pranovi al 26esimo minuto del secondo tempo. E poi c'è il 17 sostituzione per il Dolo 1909 Pianica, esce il 22. con il numero 22 Brunelli. È già uscito Brunelli. Sbagliato. Sì, esce Cappella. Esce con No, il numero aspetta. Sì, Cappella. 9 Cappella. Esce Cappella. Ed entra con il numero 17 Gasparini. Esce Cappella al 27esimo minuto del secondo tempo ed entra con il numero 17 Gasparini Mattia, classe 2001. C'è stato lo sbaglio perché Brunelli è già negli spogliatoi, è già a fare la doccia, quindi era già stato sostituito in precedenza. Prende palla il numero 20 Compagnin, che poi va dal suo compagno sulla fascia destra del campo, lancio lungo, rinvio lungo. Cambio anche per l'Eclisse, però non è ancora il momento per fare entrare Salamon Mattia, che ha segnato domenica, no? Ha segnato, è rientrato dopo un infortunio abbastanza lungo. Quando è arrivato, mi ricordo che quando c'è stata la presentazione del giocatore, in fase di presentazione, dicemmo appunto che Salamon Mattia era infortunato e si stava riprendendo, insomma. E adesso potrà dare, in questa parte finale del campionato, potrà dare il suo apporto alla formazione di Malerba. Intanto punizione per il Dolo, 3 uomini in barriera chiesti da Falso. Groviglio di uomini in mezzo all'area, palla messa dentro, ci arriva di testa Ianco, palla che va dalla parte opposta, la raggiunge molto bene Cotali. Poi c'era il fallo su Del Prete, l'arbitro la lascia correre, palla in mezzo, si muove Falso, bravo in uscita, fa sua la palla al 28esimo minuto, 28esimo minuto di gioco. Il cambio ancora per l'Eclisse non è avvenuto. Taglia il campo in orizzontale subendo il fallo da parte del Dolo.
e aspetta ancora perché probabilmente dovrebbe entrare il numero 13 che è Salamon, vi dicevo, quindi dovrebbe uscire un attaccante, insomma, più o meno, sì, forse Telesi, l'11 che potrebbe, però adesso si sta battendo una punizione e Malerba ha detto lo facciamo dopo il cambio, giustamente. Quindi vediamo adesso che cosa succede con questa battuta. Si spostano tutti, ci sono 5 uomini in maglia rossa dell'Eclisse in mezzo all'area, altro groviglio di uomini, palla che viene battuta sul secondo palo, però troppo facile per il portiere Lazzari che va al rinvio, ma come vi ho detto, peccato in questi rinvii, però poi Cotali ha sbagliato e favorisce l'inserimento dei giocatori del Dolo che vanno sulla fascia sinistra del campo, cerca l'uno contro uno, poi la trova, guadagna, no, la palla non esce, il rimbalzo che sembrava essere andato in calcio d'angolo invece va sulla testa di Cotali che la mette in fallo laterale e c'è la rimessa in gioco con le mani trovata per quanto riguarda il Dolo, viene dentro ancora il numero 20 Compagnin, fallo. Adesso non deve mollare e soprattutto non deve chiudersi la formazione di Malerba, è il 30° minuto di gioco, un momento particolare della gara, un momento difficile per la compagine di casa che deve provare a tenerli lì. 2 uomini in barriera, attenzione, groviglio di uomini, poi non passa e allora rinvio, non c'è nessuno davanti, la rimette dentro, palla fuori, gettata di testa, va a riconquistarla comunque ancora il Dolo, però bene con questa palla riconquistata, ha cercato di girarsi, l'arbitro dice che è tutto regolare, mette dentro il pallone ma c'è Canato in azione difensiva a colpire di testa e a buttare fuori questa palla, poi Canato rimane a metà campo e allora prova ad attaccare ancora il Dolo, il tiro da lontanissimo, non è che sia carnevale per sé e per tutti, ha segnato un bellissimo gol Bezze. Allora 9-13 il cambio. Sostituzione per noi, esce con il numero 9 Janko Ed entra Salamon con il numero 13. Pareggio del Treviso intanto a Legnago, 1-1. Beltrame andato in gol. Esce il capitano Janko che ha ceduto la fascia a... ed entra con il numero 13 Salamon. Che il nuovo capitano chi è? Gasparini quindi? No, Salamon, Luca, 4, quello è il vice. Può giocarla lunga, falso. Non arriva oltre la metà campo. Un colpo di testa poi ancora con qualche difficoltà. Adesso deve stare attenta la formazione di casa. Non deve chiudersi più di tanto. Però per noi è facile, insomma, che siamo qui al caldo, tra l'altro. Mette in fallo laterale Dall'Agnol, l'autore del gol del vantaggio, del 2-1 della formazione di casa, che per il momento decide la partita. Se ne va commettendo fallo il numero 17 del Dolo, che è Gasparini. E con tutta calma immaginabile possibile, falso, chiaramente e giustamente in questo caso, prova a guadagnare qualche secondo utile, 33:45 al nostro crono quartz. Canato rimbalza in mezzo al sandwich a 2, palla che viene gettata in fallo laterale, un brutto momento per il Dolo che non si ritrova, allarga le braccia anche Capitan Rode contro l'arbitro da chiedere qualcosa, ma c'era veramente poco da chiedere. Lì si smanaccia in mezzo
mani che ormai non vengono più fischiati, questi falli da tergo proprio vengono lasciati andare quasi tutti. Con le mani la rimessa in gioco verso Canato che prova a spizzare, non ci riesce, tutto indietro ancora per Del Prete, poi Canato che chiede l'1-2 e lo ottiene. Del Prete vede l'arrivo di Cazzaro che la mette fuori, la mette quasi alle scuole, alla parte opposta. Palla che è viaggiata male, questa di Cazzaro. Prova ad imbastire un'altra azione la formazione del Dolo, che però mi pare abbia perso un po' lo smalto e lo spirito. Dall'Agnol di testa, il rinvio ancora sbagliato e il tentativo di giocarla ulteriormente sbagliata, poi se ne va il numero 4, se ne va Salamon, ha cercato l'imbucata lunga, ma Canato era avanzato un po' verso di lui, e quindi palla persa. Ancora in avanti la formazione del Dolo, vediamo se ci sono il San Donà che affossa la Piovese, San Donà 3, Piovese 0. Pareggio sì del Porto Mansuè, ho visto, quindi su calcio di rigore, quindi Pozzebon avrà segnato. Fallo. C'è un altro cambio mi pare per il Dolo. C'è un altro cambio per il Dolo. Tra poco vi diremo chi uscirà e chi entrerà. Canato che lavora lì in mezzo, ancora Canato che tiene palla, vedete come fa a giocare i suoi con il tentativo di 1-2 con Cotali, non riuscito, poi Cazzaro, il giocatore Montalto era riuscito anche ad imbucare questa palla voleva il fallo Montalto commesso su di lui dal giocatore dell'Eclisse. L'arbitro non è stato di questo avviso e la Leo con Agecum mette dentro il 2-0 con il Cavarzano, quindi a sorpresissima ancora una volta, quindi a questo punto Cavarzano che va sotto e il San Donà nuova capolista questa sera se rimangono così i risultati. Entra l'11. Sostituzione per il Dolo 1909 Pianiga, esce con il numero 27 Duse. Allora ed fuori entra con il numero Duse. 11 Nalesso. Fuori Duse al 37esimo minuto del secondo tempo e dentro il numero 11 Riccardo Nalesso, classe 2004. Gioco fermo. Con le mani, lungo rinvio, può buttarla fuori, palla che non esce, la riconquista Canato, ancora un leone, l'arbitro fischia, Canato ha commesso fallo secondo l'arbitro, lui non è molto d'accordo, può ripartire ancora la formazione ospite che deve cercare di riportarsi sotto, palla che viene gettata in fallo laterale, c'è anche il cambio, Malerba risponde con un altro cambio, tra poco vedremo chi. Provano a pressare alto di nuovo anche in questo secondo tempo, anche nella parte finale di questo secondo tempo la formazione dell'Eclisse, toccata di testa da Cazzaro e allora se n'era accorto dall'Agnol e quindi mette in fallo laterale, stava andando palla in calcio d'angolo.
po' di mischie, un po' di palloni a flipper giocati e non giocati. Entra il numero 15 in casa Eclisse, De Luca per il numero Sostituzione 11. per noi. Esce con il numero 11 Telesi. Esce Telesi che ha fatto una buona gara ed entra il numero 15 che è De Luca, Alberto De Luca, classe 2006, uno dei tanti giovani. Ed entra con il numero 15 De Luca. Abbracciato dal tecnico Malerba Telesi. Ha trovato 2 gol in 2 settimane, non male, no? Palla riconquistata a centrocampo, ma non c'è nessuno, deve tornare indietro. Il Dolo un po' in difficoltà in questi minuti. Adesso bisogna ulteriormente rallentare, siamo al 40° minuto di gioco. Cambi sono 3, 2, 5, 7, quindi ci saranno 3 o 4 minuti sicuramente di recupero, quindi sarà da giocare. Bezze che spinge, l'autore del primo gol della partita, un bellissimo gol da lontano, un gol della domenica. Canato che mette giù una palla deliziosa, poi si incastra lì all'entrata in area. Non è riuscito ad andarsene, aveva tentato il dribbling, la palla gli è balzata male, non se l'è più trovata. E adesso c'è Malerba che è veramente indiavolato davanti alla panchina, sta pilotando i suoi un po' alla Conte. Se potesse entrare in campo entrerebbe anche Malerba. Attenzione, palla che viene riconquistata dalla formazione di casa, palla lanciata lunga e in tribuna si fa per dire 41° minuto di gioco. Io quando vedremo il minuto i minuti che saranno da recuperare, andrò in campo per effettuare le interviste di rito a fine partita. Mette dentro questo pallone che viene, salva anche il calcio d'angolo falso, poi si butta per terra, ma la palla era fuori, angolo. Cosa segna? Sta segnando l'angolo, però no. Ha segnato il fuorigioco? O ha segnato l'angolo e l'arbitro ha detto no, ho visto meglio di te, oppure sì, non abbiamo capito che cosa possa aver segnato. Quindi si riprende a giocare con questa palla di falso che va oltre la metà campo. Finisce male per il Borgo Rico, addirittura finisce in 10 con un'espulsione per Dell'Andrea. Saro che cerca di andarsene, guadagna la rimessa in gioco con le mani. Bertolini gliela cede, non molto volentieri, però insomma così. Comincio ad alzarmi, vediamo se scendiamo per effettuare le interviste di rito a fine gara con la formazione di Mister Malerba che si avvia verso altri 3 punti importanti, però calmi e tranquilli, vediamo quello che succederà. E chiaramente questo signore del pubblico vi dice buttatevi avanti perché non c'è nulla da perdere. In effetti palla che rimane lì a terra, ci va Cotali, 43, va a protestare Rode, il capitano della formazione del Dolo, guarda il suo cronometro Malerba. Ecco Lorenzo Casagrande, il direttore sportivo dell'Eclisse, che viene con la lavagnetta ad indicare quanti minuti.
Il tiro da dimenticare per quanto riguarda il numero 4 di casa, che calcia malissimo, palla che termina abbondantemente alta e sul fondo. Tutto è pronto per vedere quanti minuti di recupero ha assegnato e consegnerà alle due squadre il signor Cano della sezione di Padova. Partita senza grossi problemi per il 4 minuti mi pare, no? Sì, 4 minuti ho visto la segnalazione. E allora noi scendiamo e appena giù riprenderemo il collegamento da là. D'angolo, quindi si riprende a giocare con un rinvio del portiere di casa Falso, che prova ad andare lungo il pallone, deve provare con il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Vediamo il rinvio lungo oltre la metà campo di Falso, il tentativo di metterla a terra, ci riesce anche tra l'altro, e fallo. Poi c'è una munizione, la munizione per il numero 19, la munizione per il numero 19 della formazione di casa. Ancora Cappella che cerca di manovrare, entra bene la difesa della compagine ancora di Pieve di Soligo, con l'arbitro che adesso sta parlando con il giocatore Dall'Agno, l'autore del gol del vantaggio, che sta permettendo la formazione dell'Eclisse di vincere questa partita, o di poter vincere questa partita. Manca pochissimo, il pallone ancora, con questo pallone che fa il flipper per la palla che va oltre la metà campo, cerca di andarla a riconquistare ancora la formazione di casa. Poi il fallo, si mette in mezzo giustamente sulla traiettoria del pallone, subisce il fallo, l'arbitro dice che può bastare, e sono altri 3 punti importanti per la formazione di Pieve di Soligo, che batte per 2-1 la compagine di
del Dolo. Vediamo se riusciamo ad avere il tecnico ai nostri microfoni con Bertolini, che dovrebbe essere qui con noi. E allora ci mettiamo qui. Mister, chiaramente non sei soddisfatto di questa prova, questa sconfitta 2-1, però loro avete giocato più o meno per parecchi minuti nella stessa maniera, nello stesso modo, poi avete sbloccato il risultato, poi lì che cosa è successo? È una partita in cui gli episodi hanno fatto la differenza. In diretta avevo detto o succede qualcosa o non si sblocca. Sì, abbiamo fatto gol su una bella azione, e poi però quel gol alla fine del primo tempo su quella palla deviata è stato un episodio importante, e poi il secondo gol su palla inattiva, quindi sì, gli episodi oggi sono stati importanti. I ragazzi secondo me hanno fatto una buona prestazione, come al solito. Dispiace, però fa parte del nostro percorso, dai, anche in queste situazioni impareremo qualcosa. Chiaramente. Avete avuto dei momenti in cui sembravate comandare la partita, poi degli altri momenti in cui la comandavano loro, quindi questa è stata un po' l'alternanza. Sì, è stata una partita abbastanza equilibrata, secondo me, ripeto, abbiamo fatto quello che avevamo provato, avevamo in mente, dopo come spesso succede l'episodio svolta la partita, per cui testa bassa, continuiamo a lavorare e anche, ripeto, da queste situazioni qualcosa impareremo e fa parte del nostro percorso che dobbiamo portare fino alla fine. Ecco. Insomma è un campionato che non potete lamentarvi. No, i ragazzi stanno facendo bene, se non è una promossa sicuramente per noi ogni domenica è una sfida importante. Ripeto, dispiace per non essere riusciti a muovere la classifica ancora. Sapevamo però che trovavamo una squadra, l'Eclisse, in salute, arrivava a 7 risultati consecutivi, che non è un caso. Però, ripeto, oggi la prestazione c'è stata, ci portiamo a casa quella che è fondamentale. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Ringraziamo Bertolini, mister appunto della compagine del Dolo. Niente, non vuole venire Ianco e quindi vediamo. Sì. Dai. No. O se rimane, vabbè dai. Allora con l'autore, sì dai, vai, liberiamo il tuo mister e parliamo con Dall'Agnol che ha, insomma, questo gol, bene. Io avevo appena detto, attenzione a Dall'Agnol che va in area, bel colpo di testa, ti hanno lasciato un po' da solo. Sì, no, l'ho spizzata, tanto merito di Tele che gli avevo detto il primo tempo di centrare la porta. Però dai, adesso l'ha centrata e fatalità bastava una spizzata ed è entrata. Dai, è il primo gol qui in maglia. Qua sì. Ne avrai segnato. Se tanti. Continuano a buttare palloni da questa parte vogliono che tu colpisca di testa sempre, ma non può sempre. Senti, è stata una partita importante da vincere. Sì. Questi, 3 punti importanti perché li lasciamo dietro, poi abbiamo altri scontri diretti adesso, quindi intanto priorità salvarci, arrivare a quota 40 e poi dai. Se arrivano queste prestazioni era importante perché eravamo in casa. Sì, sono 7 se non sbaglio risultati utili, quindi mi pare che bene, l'avete ribaltata quest'annata. Sì, no, dai, dall'inizio del ritorno ho trovato un gruppo coeso, molto unito ed è bello giocare con loro, soprattutto se poi arrivano anche queste partite, riusciamo a giocare, quindi dai, riusciamo a mettere in mezzo molte squadre. Dai, bene, sono contento. L'Agnol, attendo altri gol allora. Dai, anch'io, dai, no, l'importante è che vinca la squadra, dai. Va bene, benissimo, grazie a Dall'Agnol che ha segnato il gol vincente. E allora mister, sì dai, eccoci qua, 7 risultati utili, 8 risultati utili. Ho appena parlato con Bertolini, diceva sapevamo di trovare una squadra in salute e così è stato. Sì, siamo in salute, stiamo lavorando bene, i ragazzi spingono tanto. Si sentono partecipi tutti e 22 di un gruppo speciale, quali siamo, perché ultimamente stiamo facendo qualcosa di straordinario e continuiamo così. Sì, è stata una partita in cui giocavate nella stessa maniera, perché speculari, lanci lunghi da una parte. Io ho detto in qualche occasione meglio voi, poi loro si riprendevano, però poi sul lungo li avete messi là.
No, noi avevamo preparata in una maniera diversa perché pensavamo comunque di poter giocare un po' di più la palla a terra, ma visto il campo eravamo un po' in difficoltà, quindi anche noi abbiamo optato per questi lanci lunghi, avendo anche la doppia possibilità con Janko e Canato davanti, quindi dai, ci è andata bene, abbiamo sofferto poco perché oltre al tiro in porta, oltre al gol, non è che abbiamo subito poi così tanto e siamo contenti. Ne parlavamo 15 giorni fa, non vedevi l'ora di provare le due punte, di vedere Canato e Janko, come li hai visti? No, li ho visti bene, e i ragazzi si vogliono anche bene, quindi giocavano uno per l'altro e sono contento. Mister, andiamo avanti, saliamo a 35, c'è una nuova capolista che è il San Donato perché il Cavarzano ha perso incredibilmente e quindi ci siete. Ma sì, noi andiamo avanti, facciamo il nostro percorso, cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo dove arriviamo. Noi il giochetto l'abbiamo ripreso, quindi siamo sempre, con l'IFO porta bene. Bocca al lupo, mister. Grazie mille. Bene, ringraziamo mister Massimo Malerba e noi terminiamo qui da Pieve di Soligo con la vittoria per 2-1 della formazione di casa dell'Eclisse Carini Pievigina sul Dolo. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.